Jean-Pierre? Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Bentrovati all'ultimo appuntamento per questa settimana con Auto da Fè. Vi voglio proporre oggi in apertura un articolo, anzi un'intervista, dal sito gatestoneinstitute.org, lo trovate ancora in home page, gatestoneinstitute.org. Vi volevo proporre appunto una intervista dello studioso, scrittore, attore e pensatore francese Grégoire Canlorbe a una personalità politica piuttosto interessante. L'intervista si intitola "Cosa l'Islam radicale vorrebbe estendere all'Occidente". La conversazione di Canlorbe con una personalità, dicevo, molto interessante, Alain Destex, senatore onorario del Belgio, ex segretario generale di Medici Senza Frontiere, ex presidente dell'International Crisis Group, ex presidente della rete parlamentare della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Alain Destex collabora abitualmente con Gatestone Institute, Le Figaro e diversi organi di stampa francesi. Esercita la professione medica anche all'estero, oltre che in Francia. Alain Destex si è occupato del genocidio in Ruanda. Gli domanda a Canlorbe se anche a Gaza è in corso un genocidio. La risposta di Destex: un genocidio prende di mira un gruppo specifico, etnico, razziale o religioso. Possiamo parlare di genocidio in Ruanda perché lo sterminio ha preso di mira i Tutsi come gruppo. Certamente anche alcuni oppositori Hutu sono stati uccisi, ma non sono stati presi di mira in quanto membri di un gruppo. La definizione giuridica di genocidio è probabilmente secondaria. Ciò che conta è la definizione politica e il significato storico, cioè lo sterminio di un gruppo. In Medio Oriente i tentativi di crimini contro l'umanità da oltre 70 anni hanno preso di mira gli ebrei. Difendersi rispondendo a un massacro di massa non è un genocidio. Se non vuoi che il tuo popolo venga ucciso, non attaccare il tuo vicino. Il 7 ottobre 23 il massacro. Se Libano e Iran vi si fossero uniti, era probabilmente inteso come un genocidio. Israele si è trovato accerchiato negli ultimi 2 anni su 7 fronti: Gaza, Libano, Cisgiordania, Yemen, Siria, Iraq, Iran. Questo sembra più un genocidio. In Ruanda tutti i Tutsi, uomini, donne e bambini, hanno dovuto essere uccisi. Quando gli oppositori politici Hutu sono stati presi di mira, le loro mogli e i loro figli sono stati risparmiati. Sono stati uccisi da altri Hutu in quanto oppositori politici, non come i Tutsi per la loro presunta etnia. Per quanto riguarda Gaza, non c'è genocidio, afferma Destex. Non c'è alcuna intenzione, da parte di Israele, di sterminare i palestinesi e donne e bambini non sono presi di mira specificamente, anche se ci sono ovviamente vittime civili. Ciò che è preso di mira è la distruzione di un gruppo terroristico, Hamas, e dei suoi combattenti. Con i Tutsi in Ruanda il genocidio è assolutamente innegabile. Nel caso di Gaza l'accusa è totalmente infondata. A questo punto Canlorbe fa una domanda molto interessante a Destex. Lei teme che l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 sia un'anteprima di ciò che attende gli europei? Sì, è la risposta di Destex. In una parte dell'Islam esiste una feroce ostilità verso l'Occidente. Quando i musulmani diventano la maggioranza in una società, questa società subisce una profonda trasformazione. Gli altri cittadini, cristiani, laici o altri, diventano in un certo senso cittadini tollerati di seconda classe, cioè dhimmi. Lo vediamo anche in paesi relativamente aperti, come la Malesia o l'Indonesia, dove oggi non è più così semplice non essere musulmani. Sono luoghi in cui l'Islam tende ad affermarsi attraverso la Sharia, cioè il codice giuridico islamico, anche se non è applicato ufficialmente nel paese. Tra il fanatismo islamista, quello di Hamas tra gli altri, e l'Occidente, Israele occupa un posto particolare in questa regione del mondo. Ciò che i terroristi hanno fatto a Israele il 7 ottobre
è solo una parte di ciò che l'Islam radicale vorrebbe apparentemente estendere all'Occidente. Al momento non hanno i mezzi per farlo, ma se li avessero sono convinto che agirebbero di conseguenza. A questo proposito siamo estremamente ingenui a pensare che ciò non accadrà. Per l'Europa questa prospettiva rimane lontana, ma gli sconvolgimenti demografici potrebbero accelerare la minaccia. Grégoire Canlorbe domanda: l'Islam è davvero responsabile dell'odio che gli islamisti esprimono verso l'Occidente o la religione serve semplicemente come pretesto per legittimare una certa tendenza? Risponde De Stex: difficile dirlo, non sono né un antropologo né uno psicologo né un sociologo, ma sì, credo che ci sia quello che René Girard chiama il desiderio mimetico, un desiderio di copiare gli altri. Nel complesso, le popolazioni di origine belga rimangono più abbienti poiché beneficiano di un secolo di accumulazione di ricchezza. La prosperità belga non è nata dall'oggi al domani, è il risultato delle generazioni precedenti di lavoratori, imprenditori, attori economici che hanno reso possibile la prosperità dell'Occidente. Potrebbe quindi sorgere una forma di gelosia o invidia. Un immigrato che arriva senza aver partecipato a questa costruzione beneficia di sussidi sociali, ma rimane in media meno ricco degli altri. Sì, credo che ci sia un elemento mimetico in gioco. Ecco perché la sinistra parla costantemente di tassare i ricchi. Voglio quello che hai tu e quindi dovresti darmelo. Domanda Canlorb. Lei ha sollevato la correlazione tra la composizione etnica della classe di laureati 2025 della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Libera di Bruxelles e la decisione di quella classe di scegliere Rima Hassan, giurista e politica francese di origine palestinese che ha proposto una soluzione a Stato unico per il conflitto israelo-palestinese, come loro sponsor. Vede in questo omaggio ad Hassan un segno di radicalismo o di capitolazione? Risponde De Stex. La realtà è più complessa. Nella scelta di Rima Hassan come madrina di classe, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bruxelles, sono entrati in gioco due fattori. Gli studenti arabo-musulmani, per dirla in parole povere, sono ormai estremamente numerosi. Sembra che ci sia una cerchia arabo-musulmana composta da circa 8.000 membri su circa 30.000 studenti, un numero considerevole. Questa componente sembra aver giocato un ruolo nella scelta della classe di laurea. Anche l'estrema sinistra europea, radicalizzata, sembra aver avuto un'influenza. È addirittura probabile che sia stata lei a suggerire la scelta di Hassan. Nel complesso, questa scelta sembra essere il risultato della collaborazione tra questa estrema sinistra e gli ormai numerosissimi studenti arabo-musulmani dell'università. Domanda a questo punto Grégoire Canlorbe. Per quanto riguarda le correnti dell'Islam che sono aperte all'interpretazione e al dubbio, perché prosperano così poco nelle università occidentali? Risponde De Stex. Queste correnti, inclini al dubbio, sembrano essere correnti minoritarie e a volte perseguitate dalle correnti islamiche dominanti. Credo fondamentalmente che il nocciolo del problema risieda nell'idea di sottomissione. Islam significa sottomissione ad Allah e alla sua parola, come affermato nel Corano e negli hadith, i cosiddetti detti del profeta. Da lì il testo sacro non è più in discussione. Qualunque cosa si possa dire, questo testo è piuttosto duro. La volontà di convertire il mondo intero all'Islam, l'apostasia punibile con la morte, ebrei e cristiani presentati come dimmi, tollerati, cittadini di seconda classe o come persone da multare e convertire. C'è nel testo stesso del Corano un aspetto totalitario. Pertanto, la maggioranza dei musulmani può sempre dire è scritto nel Corano, ovvero detto dall'Onnipotente, come i 10 comandamenti nella Bibbia, e considerare che qualsiasi altra interpretazione debba essere quindi errata. Mi sembra
che ciò che pone il problema sia la natura totalizzante del Corano, poiché nel mondo musulmano non è consentito contestare o anche solo discutere il Corano, si torna sempre alla lettera. L'apostasia è centrale, considerata punibile con la morte. Si potrebbe rispondere che in pratica l'attuazione varia a seconda del popolo musulmano, tuttavia per coloro che si riferiscono letteralmente è scritto, quindi è la verità. Domanda Canlorb: come spiega l'ostilità che la maggior parte dei media belgi o francesi, ma il discorso vale anche per i nostri naturalmente, nutre nei confronti del primo ministro israeliano Netanyahu? Si dice che Trump abbia forzato la mano a Netanyahu per raggiungere l'accordo di pace e il rilascio degli ostaggi ancora in vita. Risponde De Stex: devo dire che questo discorso mi lascia perplesso. In che misura Netanyahu avrebbe potuto essere costretto? Dopotutto anche lui voleva il rilascio degli ostaggi, aveva sottoscritto il piano Trump e aveva interesse a cercare di concludere la guerra, anche se non sembra finita. Con Israele ci deve essere sempre un cattivo. La sinistra europea rimpiange i bei vecchi tempi del partito laburista, Isaac Rabin, Shimon Peres, eccetera, che coincidevano con il predominio della socialdemocrazia sia in Europa che in Israele. Fu questo gruppo a portare a Israele gli accordi di Oslo, che riuscirono soltanto a legittimare l'autorità nazionale palestinese e il suo continuo terrorismo, un modello paga per uccidere. Negli ultimi 20 o 30 anni in Israele il Likud, il partito di Netanyahu, è diventato quasi ininterrottamente il partito leader del paese. Pertanto, poiché il Likud incarna la destra israeliana, è disprezzato dai media e dalla sinistra occidentale e designato come capro espiatorio. Sembra che questi ambienti non abbiano mai accettato che la maggioranza israeliana si sia allontanata dalla narrativa della pace subito proposta da Rabin e Peres e che abbia rifiutato l'idea di uno Stato palestinese, sebbene dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023 l'idea di uno Stato palestinese accanto a Israele sembri tramontata per tutti. In questo contesto Netanyahu assume il ruolo del cattivo, argomenta De Stex, pur essendo oggettivamente un importante statista. Detiene il record di longevità come primo ministro israeliano e recentemente ha guidato Israele in uno scontro simultaneo con diversi attori: Iran, Hezbollah, Siria, gli Houthi dello Yemen, Hamas. Anche se nulla è veramente finito in Libano o con Hamas e gli Houthi mantengono la capacità di causare danni, il curriculum di Netanyahu alla guida di Israele rimane positivo e notevole. Quanto al discorso che attribuisce la responsabilità del 7 ottobre a Netanyahu, perdonatemi l'espressione, è una pura stronzata. Ciò che viene fondamentalmente rimproverato a Netanyahu è aver tollerato il finanziamento di Hamas da parte del Qatar. Quegli aerei pieni di denaro, transitati attraverso Israele, sono finiti nelle tasche di Hamas. Netanyahu ha commesso un errore di valutazione e non è l'unico, pensando che a un certo punto Hamas avrebbe scelto la pace, lo sviluppo di Gaza e rinunciato alla guerra contro Israele. È stato un errore, punto e basta. Tuttavia, questo non significa che la politica delle iniezioni finanziarie a Gaza fosse intrinsecamente sbagliata. È stata una scommessa che si è rivelata persa. È stato un errore, perché Hamas ha usato quei soldi per preparare e fare la guerra. Ma nessuno ha protestato, e di certo non l'Unione Europea, che era a conoscenza del fatto che Hamas ricevesse fondi dal Qatar. Sono stato a Gaza 2 volte, racconta De Stex. Molto tempo fa. Gaza potrebbe somigliare a Tel Aviv. Il territorio è abbastanza vasto, c'è acqua, potenziale agricolo, accesso al mare. Con la pace, il riconoscimento dello Stato di Israele e ingenti investimenti, Gaza potrebbe prosperare, e dire che Gaza potrebbe essere Singapore non è assurdo. Come minimo diciamo Tel Aviv. 2 milioni di abitanti non sono un'impresa insormontabile, ma Hamas ha scelto la guerra e la miseria del popolo palestinese, sapendo bene che Israele avrebbe reagito. A Gaza, le mappe della regione
mostrano un solo Stato palestinese. Israele non è incluso. In realtà i palestinesi, non solo Hamas, non hanno mai ammesso l'esistenza dello Stato di Israele. L'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, continua a rivendicare il diritto al ritorno dei palestinesi rifugiati nelle terre del 1948, il che significherebbe la fine dello Stato di Israele. A proposito, dopo 77 anni non sono più rifugiati, è l'ONU a perpetuare questo mito. Quindi non incolpo affatto Netanyahu per il 7 ottobre. Il fallimento principale è stato quello dell'intelligence israeliana considerata eccellente, che non ha previsto nulla. Il problema è aver creduto erroneamente, col senno di poi, che Hamas potesse essere placato. Questo ovviamente non rende Netanyahu responsabile degli attacchi del 7 ottobre. Questa accusa è assurda. Quanto poi al modo in cui Medici Senza Frontiere interagisce con Hamas nel contesto degli interventi umanitari a Gaza, ho trascorso, ricorda De Stex, 12 anni in Medici Senza Frontiere, ricoprendo vari ruoli. Sono dispiaciuto per ciò che Medici Senza Frontiere è diventata. A Gaza, Medici Senza Frontiere collabora con un'organizzazione totalitaria. Hamas controlla Gaza. Lavorare a Gaza significa lavorare con Hamas e sotto il suo controllo. Pertanto, a mio avviso, Medici Senza Frontiere è diventata complice di Hamas durante tutta la guerra e avrebbe dovuto ritirarsi affermando: non operiamo a fianco di un movimento e di un regime totalitari. Questa complicità di Medici Senza Frontiere, prosegue De Stex, è inspiegabile, forse un grave errore che mette in discussione la carta di neutralità e imparzialità di Medici Senza Frontiere. Inoltre, la presenza di Medici Senza Frontiere non sembrava essenziale sul campo. Molte organizzazioni arabe o musulmane avrebbero potuto inviare medici, infermieri, forniture. I paesi musulmani, Turchia, Pakistan, Indonesia e altri, sono ansiosi di aiutare la popolazione di Gaza. Il valore aggiunto di Medici Senza Frontiere è nullo. Altri potrebbero fare il lavoro. Non solo l'organizzazione si è trovata, volente o nolente, in una situazione di complicità con Hamas, ma ha anche avallato l'idea di genocidio. Ha riecheggiato, quasi parola per parola, la campagna che abbiamo condotto nel 1994 in Ruanda. Non si ferma un genocidio con i medici, uno slogan che ho visto ancora esposto di recente nella sede centrale di Medici Senza Frontiere a Bruxelles. Medici Senza Frontiere sembra essersi trasformata da organizzazione umanitaria neutrale e indipendente in un'organizzazione di attivisti di sinistra. Gaza non è stata il primo segnale. Ci sono state anche le operazioni di soccorso nel Mediterraneo che alimentano il motore dell'immigrazione clandestina. Le persone disperate sanno che le organizzazioni non governative, tra cui Medici Senza Frontiere, le raccoglieranno in mare. Nonostante le tragedie, la traversata rimane percepita come possibile e in effetti lo è ancora. Medici Senza Frontiere contribuisce quindi a questo flusso verso l'Europa e questo è, a mio avviso, triste e deplorevole. È difficile però affrontare Medici Senza Frontiere, è una vacca sacra in Occidente. Premio Nobel per la pace, che ho ricevuto anch'io in quanto membro di Medici Senza Frontiere, questa organizzazione gode di un prestigio tale che né i media né i partiti di destra osano criticarla. Il ruolo di complice di Hamas che Medici Senza Frontiere ha svolto in questa vicenda, a mio avviso, non è stato sufficientemente evidenziato. Certamente, prosegue De Stex, si può accusare Medici Senza Frontiere di coprire Hamas quando dirotta gli aiuti umanitari, anzi Medici Senza Frontiere copre tutto ciò che fa Hamas. L'organizzazione non solo tollera il dirottamento degli aiuti umanitari, ma anche la condotta della guerra. In tutti i post di Medici Senza Frontiere su X riguardanti il conflitto che prendono di mira Israele, non ho visto un solo appello chiaro per il rilascio degli ostaggi. Tuttavia il rilascio degli ostaggi è stato fondamentale per porre fine al conflitto. La guerra sarebbe finita molto prima se Hamas avesse accettato di rilasciarli.
Medici Senza Frontiere non l'ha chiesto. Perché? Perché l'organizzazione opera sotto il controllo di Hamas. Chiedere il rilascio degli ostaggi avrebbe rischiato di scontrarsi con loro, con Hamas. Non dobbiamo dimenticare, prosegue De Stex, che il personale di Medici Senza Frontiere a Gaza è prevalentemente palestinese. In un rapporto redatto a fine 2023 abbiamo dimostrato che i membri di Medici Senza Frontiere a Gaza hanno effettivamente celebrato l'attacco del 7 ottobre e che molti di loro hanno pubblicato messaggi su Facebook in cui applaudivano Hamas quel giorno. Chiede a questo punto Grégoire Canlorbe a Alain Destex: sei favorevole agli sforzi di Trump per convincere Russia e Ucraina a concludere un accordo di pace? Risponde Destex: è un vecchio e saggio principio di politica estera, caro a Kissinger e a Nixon, che gli Stati Uniti non dovrebbero mai avere come nemico più di una potenza nucleare alla volta. Con la guerra in Ucraina, in particolare sotto Biden, si è formata una solida alleanza fra Mosca e Pechino. L'Occidente di conseguenza si trova ora in un potenziale scontro geopolitico con due potenze nucleari. Quindi sì, sono solidale con gli sforzi di Trump per ottenere un accordo per la pace in Ucraina e da lì ripristinare buoni rapporti tra Washington e Mosca e rompere l'alleanza che si è formata tra Russia e Cina. Il compito, lo ammetto, è estremamente arduo. L'asse russo-cinese è ormai piuttosto solido, anche se forse non definitivo, considerando un lungo confine comune, demografie, interessi divergenti. C'è poi la questione di Taiwan, la sicurezza e la sovranità di Taiwan, la loro importanza per l'Occidente. A questo proposito, Destex osserva: l'annessione dell'isola di Taiwan da parte della Cina continentale rappresenterebbe una grave battuta d'arresto per gli Stati Uniti, destabilizzerebbe l'intera regione del Pacifico e minerebbe la fiducia degli alleati americani. In realtà, nel 1895, dopo il trattato di Shimonoseki, Taiwan divenne una colonia giapponese. Dal 1895 al 1945 e poi dal 1949 a oggi, la Cina non ha esercitato alcun controllo effettivo su Taiwan. Che i 23 milioni di abitanti di Taiwan siano trattati come paria nella rappresentanza internazionale, senza un'ambasciata in senso classico, senza un seggio alle Nazioni Unite e perfino privati della normale partecipazione ai lavori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, questo costituisce una grave anomalia. Tra le nuove tigri asiatiche, escluse Australia e Nuova Zelanda, Taiwan possiede la democrazia più avanzata, stampa libera, elezioni regolari e dal 2000 alternanza politica. Le prime presidenziali dirette si sono svolte nel 96. Taiwan si colloca addirittura al fianco dei paesi europei nelle valutazioni democratiche. Sostenere Taiwan e i suoi 23 milioni di abitanti è quindi un imperativo geopolitico, strategico, democratico. Taiwan è uno Stato stabile che ha rinunciato ad acquisire armi nucleari negli anni 70. Se ipoteticamente Taiwan possedesse oggi armi nucleari, la politica di Pechino ne risentirebbe e non ci sarebbe probabilmente alcun rischio di invasione, secondo la logica della deterrenza dal debole al forte che il generale de Gaulle sosteneva per la Francia. C'è poi un punto nella conversazione tra Canlorbe e Destex sull'atteggiamento dell'attuale primo ministro belga Bart De Wever sulla questione ucraina. Sembra che De Wever, fin dall'inizio del suo mandato, febbraio 25, abbia ripetutamente assicurato a Zelensky il suo sostegno, impegnandosi con Trump a destinare il 5% del PIL del Belgio alla spesa per la difesa. Il primo ministro belga De Wever ha tuttavia recentemente espresso la sua opposizione all'idea di utilizzare i beni russi congelati in Belgio per finanziare l'Ucraina. Il tema naturalmente verte sul Belgio in questa conversazione, ma vale anche per l'Italia. Risponde De Stex: non so cosa pensi personalmente il premier belga De Wever sulla questione ucraina, ma c'è una costante. Il Belgio non assume posizioni che si discostino dal consenso europeo o atlantico perché trae notevoli vantaggi economici dall'ospitare sia il quartier generale della NATO che quello dell'Unione Europea
In altre parole, il margine di manovra del Belgio rimane limitato, si allineerà sempre al consenso dell'Unione Europea e della NATO, senza distinguersi. In realtà, il premier belga, De Fever, si allinea a questa linea perché ha poca scelta. Sulla questione dei beni congelati, De Wever ha ragione. Questo sequestro sarebbe illegale. Nemmeno il presidente Roosevelt ha sequestrato beni giapponesi negli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale. L'Unione Europea è disperata perché non ha i soldi per finanziare l'Ucraina e gli Stati Uniti non vogliono più farlo. Da qui la proposta di sequestrare i beni russi, ma questi sono principalmente detenuti in Belgio, quindi è solo il Belgio a subire uno shock incredibile con il ritiro di miliardi di investimenti dal Belgio. Potrebbe essere considerata una mancanza di fiducia nel sistema bancario belga. Altri paesi europei sono molto meno colpiti e significativamente non propongono di sequestrare beni russi nei loro paesi. Il Belgio potrebbe potenzialmente essere esposto al rischio di dover rimborsare l'importo delle somme confiscate e la fiducia nell'euro rischierebbe di essere scossa in modo permanente. Questa proposta è semplicemente folle, ma non c'è nulla di sorprendente che provenga dalla Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen. Farlo. Da qui la proposta di sequestrare i beni russi, ma questi sono principalmente detenuti in Belgio, quindi è solo il Belgio a subire uno shock incredibile con il ritiro di miliardi di investimenti dal Belgio. Potrebbe essere considerata una mancanza di fiducia nel sistema bancario belga. Altri paesi europei sono molto meno colpiti e significativamente non propongono di sequestrare beni russi nei loro paesi. Il Belgio potrebbe potenzialmente essere esposto al rischio di dover rimborsare l'importo delle somme confiscate e la fiducia nell'euro rischierebbe di essere scossa in modo permanente. Questa proposta è semplicemente folle, ma non c'è nulla di sorprendente che provenga dalla Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen. Economica. Ciò ha prodotto una spettacolare trasformazione demografica del paese e per quanto riguarda la pulizia urbana c'è anche una dimensione culturale. Non tutti i quartieri hanno gli stessi problemi. Vado spesso in Ruanda. Kigali è più pulita di Bruxelles, quindi è anche una questione di volontà politica. Prosegue poi De Stex. C'è anche un problema di strumenti giudiziari efficaci in Belgio. A differenza della Francia non c'è comparizione immediata davanti al giudice. Possono passare dunque diversi mesi, perfino anni, tra un'aggressione e una sentenza. Problema grave, perché la pena perde la sua efficacia. A questo problema sovraffollamento delle carceri e insufficienza dei posti si aggiungono. In un paese piccolo, popolato, è difficile costruire nuove carceri. I residenti locali spesso si oppongono. Risultato, la criminalità sta esplodendo a Bruxelles, in particolare legata al traffico di droga. Una situazione che un tempo era inesistente è emersa poi da pochi anni. A Bruxelles si è instaurato il lassismo generale. Proprio come ci sono stati falliti, Bruxelles sta diventando città fallita o città della droga. Oggi le statistiche mostrano che Bruxelles è una delle 3 città più criminali di tutta Europa. Quando la percentuale di immigrati diventa troppo alta, la qualità dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria diminuiscono per la popolazione locale. Gli ospedali a Bruxelles accolgono migliaia di pazienti di origine straniera. La maggior parte non ha versato contributi previdenziali. I tempi di attesa si allungano. A volte bisogna aspettare più di un anno per un appuntamento con uno specialista. Questo deterioramento è conseguenza di un'immigrazione di massa di cui si parla poco. Per i belgi la qualità dei servizi pubblici diminuisce.
La Vallonia e il Belgio sono un laboratorio di politiche di sinistra che stanno distruggendo l'Europa occidentale. Il Belgio, principalmente Bruxelles, funge da laboratorio per ciò che l'Europa potrebbe essere domani: traffico di droga, insicurezza, indebolimento dello Stato, clientelismo elettorale, deterioramento dei servizi pubblici, diffusa insoddisfazione, carenza di alloggi, impotenza politica. La coesione nazionale si sta erodendo. Il mito di un cittadino di Bruxelles, che non esiste più, si perpetua. Comunità marocchine, turche, pakistane, francesi, italiane e polacche convivono con le persone di origine belga, che rappresentano ora solo il 23% della popolazione. La politica si è ridotta a soddisfare comunità frammentate in base alla religione, turchi marocchini, e al clientelismo. Durante le elezioni, i candidati turchi, per esempio, esaminano le liste elettorali, identificano nomi turchi, prendono di mira soltanto quegli elettori. C'è stato per me un momento rivelatore che i media belgi hanno ignorato. Durante una partita di calcio Belgio-Marocco vinta dal Marocco, Bruxelles era piena quella sera di belgi marocchini, la maggior parte dei quali con doppia cittadinanza festeggiavano a gran voce la vittoria del Marocco. Era evidente a tutti che si sentivano più marocchini che belgi. Avendo vissuto a lungo o essendo nati in Belgio, avrebbero dovuto sentirsi sia belgi che marocchini. Chiaramente non era così. Questa intervista di Grégoire Canlorbe a Alain Destex la trovate su gatestoneinstitute.org.